7 di mattina. Sai il parcheggio quasi pieno, probabilmente gente che va a lavorare. Guarda, altri chili ancora. Porca miseria. Adesso è brutto lavorare la prima mattina, eh? Ah, guarda, una curiosità, il biglietto per la Sardegna, preso in anticipo, certo, adesso non mi ricordo un mese, due, no, forse anche 3 in anticipo, è venuto a costare con Pullman 290 euro, precisamente 2,89,88. Mi dicono che certi in macchina pagano 400, dipende dal periodo, probabilmente da altre cose. Tieni conto che però per il prezzo è importante sia il mezzo, quanto lungo, eccetera, no? Però anche le persone dentro, un po' come il campeggio, ok? Io sono da solo, quindi... Ah, guarda ragazzo, appena dietro il camper c'è l'area camper con carica e scarico. Allora, su Google Maps c'è scritto che è gratuita e Marco invece dice che l'anno scorso ha trovato un tipo che faceva pagare, quindi probabilmente chissà chi ha trovato. Non è giusto, cavoli. Sei anche venuto, sei? Ma che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Allora ragazzo, sì, andrebbero corrette secondo me le informazioni sull'internet. È a pagamento l'area camp, odio area camper, che vuol coraggio, insomma l'area camper sta roba qua. Va bene, dai. Sai che ti farò lo sfrontato. Allora, ricevere soldi è una cosa per me molto denigratoria, perlomeno per un veneto è un'offesa grandissima. Però ti offrono delle bottiglie di vino o cose da mangiare ma fatte da loro, roba dell'orto eccetera, ti dico che quello sia apprezzabile, mi pare quasi una sfacciataggine. Ovviamente non sto chiedendo nulla a nessuno, ci mancherebbe. Hai perso la notizia molto importante, ti sei perso. Quello stesso. È morto Berlusconi. È morto Berlusconi? Alle 9:30. Quindi devo interrompere il mio discorso? Secondo me sì, perché è morto Berlusconi. Ho capito. Vabbè. Una cosa che volevo spiegarti, allora la van life intesa anche come minimalismo eccetera, perché a van life in realtà è una parola che porta dietro tanti stereotipi, ok? Tra i tanti stereotipi le quelli del non consumare l'acqua, per quello chi vive in camper che sta un fiato sul cazzo però è van life, ok? Vedete queste robe da mone, perché? Perché le ha provate e dopo anni che le provi diventano insomma una rottura di cazzo, una necessità, non è una roba divertente, è stata a risparmio di acqua, cioè sì, fino a un certo punto, insomma, ecco. Quindi oggi in questo mese, siccome andiamo a fare la van life in Sardegna, sarà necessario sparagnare l'acqua, quindi non è che il consiglio è solo uno: usa la testa, perché se usi la testa ti ricrei da solo i tutorial, i consigli, tipo, non so, per girare la pasta, per mescolare la pasta, cazzo, una volta io tiravo fuori il mestolino di legno, adesso no, guarda, avevo un coltello, guarda, già usato per no, tagliare il tonno, vabbè, per tagliare i pomodorini, il formaggio, altre cose, e uso questo, hai capito? E già così hai risparmiato uno strumento da lavare. Dopodiché, non so, io ad esempio lo scolino per la pasta me lo metto qua, perché dico, tanto cos'è? È acqua bollente, non è che è carne o che va in putrefazione e altre cose. La lascio lì nel lavandino, la prossima pasta deve solo scolare dell'acqua bollente, quindi va più che bene, capito? Stiamo parlando ovviamente di una situazione di emergenza, ok? Dove dovremmo andare avanti un mese praticamente senza acqua. No, ma è stata simpatica sta roba da tirar fuori
perché è veramente una formula bellissima. Il fatto che, se sta l'acqua era un esempio, l'acqua è venuta fuori adesso perché io sto lavorando in questa mia parte di vita dove devo risparmiare l'acqua e quindi l'ho tirata fuori come esempio, ma in generale, ok? Basta semplicemente usare la tua testolina, abituarsi a pensare da soli, perché quando uno pensa da solo diventa un genio non nel senso figurativo come lo vedi tu che il genio è l'Einstein, no, il genio è il creatore, hai capito? Per genio si intende il creatore, colui che crea le novità, le cose nuove, tipo sarà una cazzata girare a pasta con punta del coltello, ma intanto è una cosa geniale perché è una cosa creativa, una cosa nuova, una cosa che ha creato l'uomo, in questo caso me, per adattarsi alle problematiche del momento, hai capito? E non siamo più abituati a fare sta roba, perché io mi insisto da anni a bata su sto punto. E anche per quello ogni tanto io e Francesco prendiamo in giro facendo i tutorial, cioè su come sentarsi sulla sedia, su come respirare, su come stare in tovaglia, perché veramente ormai se fai tutorial per tutto, se diventai robottini. Il bello dei pranzi da solo, secondo cucini per te, guarda qua, pasta asciutta con pomodorini, origano, mandorle, dopo mi metto un fiato di tonno e mozzarella. Wow! Magari fa schifo, ma l'idea di fare una roba nuova, diversa, wow, mi impissa. Magari impissa anche a te, prova. Ah, c'è un bel piattino, nel boschetto un fior Italia, un fior rosso, bianco, con pochissimo verde, anche perché giustamente in Italia non ghine più. Guarda un Juventin là, guarda! Una cosa che ho imparato dalla mia vita lavorativa è che sì, so io lavorare anche in vacanza, sì, i clienti non sanno che sono in vacanza, solo che uno lo sa, è che ogni volta che io faccio un piacere, diciamo, a un cliente gratuito, tipo c'è da fare, non so, un cambio passo di una roba stupida inventata, fatta a caso, ogni volta che io li chiamo per fare sto piacere, vi ho su un lavoro da fare. E quindi, questo per dire cosa? Che anche te valuta il tuo modo di comportarti con i tuoi clienti, perché non è vero che tutto torna, sto cazzo, tutto torna, però spesso torna. Partenza verso il traghetto! È pieno di navi gigantesche, saranno, guarda, zoom, saranno i traghetti, guarda i traghetti, io guardo la strada, sto mirando a caso ma magari li prendo, hai capito? Per ovvi motivi non ho potuto riprendere, ma toscani, che razza di strade avete? C'è da ammazzarsi, c'è mai visto delle strade così disastrate? E dopo insisto a dire, parlano del sud Italia, ma in sud Italia sono tavole in confronto, roba amanti. Maron! Stiamo quasi arrivando. Guarda quanti van life, porca miseria, guarda quello, guarda che te faccio il zoom, fermo, tac, cosa sa portare il circo d'epoca, guarda che misteri. Cioè noi dobbiamo prendere praticamente sta sberega qua, guarda, se vabbè magari vedrei dopo, ci sono i camion dentro, cioè, porca miseria, per uno che non ha mai visto ste robe, non si è mai salito, fa scena, come dice i furlani, fa spessore, e come dice i toscani, megarba. No, non con questo accento, però megarba, no, una roba del genere. Scusa, che lavoro fai per poterti permettere questo traghetto? L'influencer. Oh, pensa a questo e se ciapa, guarda, e si porta la barca dentro al traghetto e poi se la scarica in Sardegna. Singano, sei un po' emozionato? Sì, ti dirò di sì, ho la fortuna di essere emozionato, perché se tante persone non gliene frega un cazzo di ste robe, quindi vivono una vita molto grigia, molto piatta. Io veramente ho questo dono, questa grazia immensa di vedere tutto bello, quasi come fossi sotto droga. Cioè anche adesso sono emozionato che salgo nel traghetto col camper, hai capito? È tanta roba per me. Io e Marco Caldogno siamo gli ultimi. Che emozione, che ho un po' di paura, ma paura non per il traghetto, per carità di Dio, ma perché non mi tocchino gli scarichi sotto. Mi hanno fatto sto terrorismo non so chi e io ho paura di toccare il gradino e gli scarichi sotto nella rampa. Mi ha detto entra storto, ma io che non sono studiato dico sì, ma entra storto verso destra o verso sinistra? Se il gradino e gli scarichi ce li ho nella destra, secondo me devo andare verso di qua, verso destra, che così la parte sinistra è quella che tocca prima in teoria. Che strano, cioè la Sardegna me la immaginavo tipo Briatore, tutti i magnaschei, e invece sono tutte macchine da poveri, guarda che roba, a parte l'Audi, vabbè, ma strano. Sono arrivati in Sardegna,
No, è un cartello, sono ancora qua. Allora, vediamo come posso essere utile al pubblico, forse facendo un riassunto veloce. Allora, il biglietto l'ho pagato a 290 euro circa, Pullman è lungo 6,80 m, il prezzo varia in base alla lunghezza del mezzo e al numero di persone che ci stanno dentro. Ok, e niente, sono andato a Livorno, praticamente entri dentro, è importante avere la carta d'identità, il biglietto ovviamente stampalo, mi raccomando, e poi ti fai questa coda, ma è tutto guidato, diciamo, ecco, ci sono i cartelli ovunque, quindi insomma non puoi sbagliare, vai tranquillo. Ok, vado in prima, potevo andare in seconda. Allora, ormai la faccio in prima, che mi ha messo tutto sto terrorismo mediatico. Vai pulmino, scatena qua c'è da andare piano, forse, vedi? Vabbè, qua alla fine no, ma non credo, forse sì. Ma va, avrebbero toccato tutti. Non ho toccato nulla, avevo alzato anche le sospensioni. Sono a 4 millicazzi là, 4 millibar, non so. Boh, è andata bene ragazzi, dai, questa era la mia ansia più grande, a posto. Adesso mi faccio neanche vacanze, tutto oggi che lavoro, porca puttana, e ho tutti gli appuntamenti di domani, i clienti a chiamare, vabbè, sciobelli. Mi sono dato un iPhone nei denti, fa malissimo. Allora, la rampa da stare attenti è la prima, nel nostro caso è la dritta, perché dipende dalla marea, ci dicono, ok? Quindi basta quella. Memo interno, sono al garage 5 come le dita delle mani, ok? Quindi controllo le mie dita e mi ricorderò anche il garage. Prendi le scale. Un traghetto. Sì, è la prima volta un traghetto così grande. Sì, Comunque ti pinzi le scale, vai su al bar, ti ubriachi a merda e dopo sei arrivato. Sono bravi a disegnare qua, porca miseria. Che ficata. Buongiorno. Porco Dio, è un po' l'acquato sopra. Mi pare quasi di essere su quei film dove ci sono gli immigrati. Che tra l'altro in quei film, cito ad esempio uno dei tanti, Scarface, eravamo proprio noi italiani gli immigrati, hai capito? Con Buttaria in Cassa Nero, paramo in Cassa Nero, Dio, ma spago bottiglia! Che forte, siamo nel tetto del traghetto. È enorme, è tipo un centro commerciale, solo che non è un centro commerciale. Allora, i cani devi tassativamente metterli qui. No, non è vero, scherzo. In realtà se hai il kennel, tipo non so, la Marilena dopo ti faccio vedere, puoi tranquillamente portarti il cane dentro in qualsiasi posto. Se casca da basso, no. Ma che vituccione, fa veda? Mamma mia, non varia coraggio, forse mi casca già come sì, ma... Porca troia, beh, se casca a te e Marco, cioè, Dio cazzo. Scusa, senza cattiveria, ma ragazzi, cioè, le alto, bisogna che sapersi tuffare, cazzo. E ti chiederai, ma porco cane, ma sta 10 ore chiuso dentro il kennel? No, ti porti a cagar là, vai tu, su in il ponte. Cos'è che robe sigano? Non so, io l'ho chiesto a tutti i miei amici, ma tutti sa tutto, ma nessuno sa niente, si dice da noi. Guarda, un'azava che sembra, vuoi un levriero. Marco, quelli a doccia in versione l'esorcista di Everlife. Ararara che hanno attaccato i motori, guarda che marmita che ha, guarda che... Cos'è? Sarà 15 metri di marmita di diametro, guarda che robe. Twist, come si dice in latino, ossia nel gergo scientifico, è il tubo a scappamento. No, aggiornamento, sembra che fosse, per carità non prende con le pinze, cioè ogni ho scritto Grimaldi Airlines là, quel che l'è, cioè, Airlines, sì. Sì, vuol dire, non è il mio mestiere, non lavoro per il traghetto, quindi ti dico col condizionale che sembrerebbe non servono i kennel per i cani, è obbligatorio invece il guinzaglio, collare, perché sennò dove che tacchi la museruola mi suggeriscono dalla regia, e la paletta e il secchiello per la paletta e il sacchetto per tutti i nonni come ragazzo del campagna, ti ricordi tu qui 60 aveva il treno. Il ristorante, perché ha il coraggio di mangiare in ristorante in traghetto, anche in area negozi, un po' tipo le navi da crociera. C'è anche Marzolio che canta là. 50.000 sale, 50.000 bar. Vai, spinala, metti la bocca sotto, neanche uomo.
Anche la sala giochi. No, col coso di Hello Kitty. Il calzetto! Ma cacchio sono fatti gli ometti? Guarda che roba! Calzetto vintage. Un altro degli ennesimi ristoranti. Questo è un po' più da poveri. Bene, ti faccio la mia camera da letto tour. Sta qua, che in camper da qualche anno, Dio povero, ha fatto la muffa nel colletto, zio ladro. Ah, non mi ero neanche accorto, siamo già partiti, stiamo partendo. Un odore da smog, da fumo che non hai idea. Porca miseria, portate le maschere con bombe d'ossigeno. Ennesima delusione, non sono i pirati africani bensì una nave pilota, ok? Che no, a cosa serve Francesco una nave pilota? Accompagnano le navi fuori dal porto. E non è buona, grande e grossa come che non è buona andare da sole? No, Ho capito. Se vogliamo qualcosa tipo un time lapse, che cazzo mene, ma veramente ragazzi fidatevi, il porto è enormissimo, veramente infinitamente enormissimo. No, non capisci da qua quanto grande è. probabilmente devi aspettare da venire. Ah sì? Tutta colpa nostra? Guarda il morello acquatico, vedi tu? Guarda qua, il morello versione one life acquatica. Baby, when you're not here, I kinda like feel down. I'm like disappointed that things between us couldn't work out. You're always around when I'm feeling down, bringing me the sound. Yo, from the first time I met you, I know we'll be together. You and me, whatever happens, stay tight forever. Our relationship for sure will never be touched. And good and bad together like Starsky and Hutch. What a rush. Baby doll, I wanna caress you and not send these words and they possess you. Can't test you, but they don't understand the knowledge of your past. Stay quiet and we can make it last. Now the four elements, or shall I say five? And if you believe in this, then we'll stay alive. And that's love, pain, suffering, sorrow. But don't forget about the tears that come tomorrow, feeling hollow. Wish you was here next to me so I can tell you that I'll fulfill your every need. I'm gonna search for her from Jamaica to Greece. So sit back and chill and let your soul be at ease. When I'm feeling down, bringing me the sound. When you're feeling down, I'm gonna be You're always around when I'm feeling down, bringing me the sound. When you're feeling all down, I'm gonna be Come along with me, I will make you see what you really need. Come along with me, you're always around when I'm feeling down, bringing me the sound. Musically, she ain't got no frontiers from soul to classical, as you already hear.